mamma, come state? La vacanza? Guarda Andrea, bellissima! Si sta divertendo anche tuo padre, lo sai quanto sia difficile tuo padre. E la tua? Pranzo pronto, muoversi! A tavola! Ha capito, caro signore? Scusa mamma, devo andare. Lo chef chiama per il pranzo. Saluta papà, Certo che tuo figlio, prima che impari ad usare internet, non è poi così difficile trovare delle buone occasioni per andare in vacanza. Forse potevamo dargli noi una dritta su dove cercare. Nives, vai a prendere la cassettina. E fa vadere me. Faccio vedere io. Senti Eros, cominciamo a mangiare. Ho capito. Eros, vai in cucina ad aiutarlo. Vai anche tu. Piantatela. Dai, per lì, non prendertela, va là. A volte fisso lo specchio e ricomincia la guerra delle spunte blu. Se è fatto tardi mi sa che non esco più, tanto rispondere alle 3. Ci è sembrato di tornare bambini, veramente. È stata una cosa bellissima. I tagli di carne. A passa marezzatura. Non vanno mai inghiottiti. Marezza che? La marezzatura? Sì, marezzatura significa un pezzo di carne senza neanche un pochino di grasso. Nonna Africa, oggi a scuola ci hanno detto che siamo grasse. Grasse. E hanno detto anche che dobbiamo fare la dieta. La dieta è quella che fa ingrassare. Un pochino di grasso non ha mai ucciso nessuno. Appena ho visto la maglietta sono venuta qua di corsa. Mi ha detto che gliel'aveva regalata un mio amico, ma non ho idea di chi possa essere. Potrebbe descrivermi che aspetto aveva? Era vestita elegante, aveva i capelli castani e la barba incolta, un atteggiamento molto calmo. Giulia? Non vorrei che questo episodio compromettesse il mio posto di lavoro, sai? Se c'è qualsiasi problema possiamo risolverlo. No, nessun problema.